Cellulopoli, la città della telefonia mobile. Punto vendita di Agrigento. Telefonia elettronica, informatica, assistenza. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, periferiche ed accessori per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo. Cellulopoli effettua riparazioni di computer e rigenera vetri di smartphone in modo professionale con gel UV. Centro assistenza Apple, ripara il tuo iPhone in un'ora. Cellulopoli ha anche punto vendita Fastweb, Wind, Infostrada, Tiscali e da oggi anche Lincoln. E se ti abboni a Lincoln potrai vedere tutte le partite della Lega Pro e dell'Acragas Calcio, gratis per tutta la stagione. Vieni a trovarci in via Dante 24 ad Agrigento. Telefono e fax 0922 40 17 18. www.cellulopoliagrigento.com. Buonasera a tutti i telespettatori di Televideo Agrigento e benvenuti alla nuova edizione di A Tutto Campo. Quest'anno nuovo conduttore, come vedete, non posso non ringraziare gli editori di Televideo Agrigento, Piero Licausi, Arturo Cantella, Gerry Butera per avermi scelto. Dopo 4 anni di solo Acragas insieme ad Enzo Nocera ci ributtiamo con questa nuova avventura sportiva, cercando appunto di cambiare un po' il format della trasmissione con servizi, collegamenti, immagini, come era nello stile di solo Acragas. Vi presento subito gli ospiti: Mauro Indelicato, direttore di infoagrigento.it, grazie Mauro per essere venuto, e il direttore di Televideo Agrigento Arturo Cantella. Grazie. Ecco, prima di commentare appunto risultati, classifiche ed eventi della domenica appena passata, del weekend appena terminato, vediamo la copertina della prima puntata, poi torniamo in studio per i commenti. Cori contro l'attuale presidente Silvio Lessi, così come contro il sindaco Lino Diretto, ed accuse all'intera classe politica cittadina. I tifosi hanno poi duramente attaccato la classe politica, rea di non aver saputo recepire le istanze degli appassionati e dei supporter agrigentini che in questi anni hanno chiesto più volte di salvare il calcio locale. Per subentrare all'Ello di Napoli, esonerato a seguito dell'ultima ennesima sconfitta. La retrocessione sta... Buone le notizie che arrivano per l'Acragas, come ci è stato confermato oggi dal noto avvocato agrigentino che sta seguendo le trattative da diversi mesi. Sembrerebbe infatti che i problemi burocratici e legali che fino ad ora sembravano ostativi alla vicenda si siano man mano risolti e quindi al più presto dovrebbero arrivare i responsabili iraniani per concludere la trattativa. Dal punto di vista burocratica, che sono diverse dalle nostre normative lì, come possiamo fare questo matrimonio, le strade giuste e un aiuto da tutti i cittadini di Agrigento. Noi abbiamo circa 5.000 iscritti ai social che hanno il nome Acragas diciamo nel proprio titolo, e vendiamo 700 biglietti per le partite di Lega Pro.
Un gruppo di amici che può costituire una rete, che potrebbe dare sostegno alla nuova società. La ricerca di un soggetto che possa diventare il patrono, tra virgolette, di questa associazione. Noi abbiamo costruito un contenitore, abbiamo un titolo di promozione. Chiunque lo venga a prendere potrà disputare il campionato di promozione e costruire un percorso. Dove sono le bandiere, le sciarpe? Nel contrario! Allora, diciamo... Col doveroso omaggio a Sofia Tedesco, ragazzina appunto scomparsa, grande tifosa dell'Acragas quest'estate in un bruttissimo incidente stradale. Colgo l'occasione per ringraziare anche i genitori e il fratello di Sofia per aver scelto l'autorizzazione a trasmettere queste immagini, e un ringraziamento ovviamente a loro per quello che hanno fatto con appunto la donazione degli organi, come abbiamo visto nel messaggio finale proprio del fratello Giuseppe, che ha permesso praticamente ad altre 6 persone di vivere. Mauro. Beh sì, diciamo, l'omaggio alla fine di questa copertina molto toccante è doveroso, ma a proposito di quanto accaduto a Sofia, ho visto anche ex giocatori dell'Acragas, da Vindigni a Bonaffini, poi anche altri, adesso diciamo, non mi dilungo nel nominarli, però in tanti hanno voluto esprimere la propria solidarietà quando è accaduto tutto questo. Questo un po' testimonia anche l'ambiente dell'Acragas, diciamo che di qualche anno fa era davvero una bella famiglia, ecco, quindi questo testimonia un po' la vicinanza tra Agrigento e la squadra, che non ha né confini né categorie. Noi vediamo le immagini di ieri praticamente dei fiori che i giocatori dell'Acragas attuali del campionato di promozione hanno portato proprio nello striscione esposto in curva sud. Direttore. Devo dire che ieri darei atto anche alla squadra, al capitano, a Giulio Castaldo, insomma insieme a tutti i giocatori che sono recati sotto la curva e hanno dato l'omaggio floreale in memoria di Sofia. È stato, diciamo, un bel gesto. È dura continuare diciamo, a parlare di sport, purtroppo show must go on, lo spettacolo deve continuare, dobbiamo parlare di calcio, e ovviamente un abbraccio giunge a tutta la famiglia Tedesco da tutti noi, da tutta la redazione giornalistica di Televideo Agrigento. Parliamo di Acragas, prego. Non un appunto, insomma, intanto un ringraziamento ai fratelli Barresi, a te e a tuo fratello, che avete accolto, diciamo, l'invito nostro, della nostra direzione, insomma, di Piero, di tutti i soci di TVA, nel voler affrontare questo nuovo percorso sportivo, perché dico, per noi A Tutto Campo è una trasmissione che da sempre TVA ha fatto, ricordo Gerlando Micalizio per tutti,
Totò Sciascia, Carmelo Lentini, quando diciamo tantissimi anni fa, all'alba della nostra vita televisiva, hanno voluto creare questo contenitore sportivo, e poi tutti i conduttori che si sono diciamo susseguiti, non ultimo nella stagione scorsa Carmelo Lentini e il bravo Gerlando D'Aleo, che hanno diciamo portato avanti la conduzione della trasmissione. Poi per ovvi motivi, insomma vari motivi che non sto qui a dire, Carmelo e Gerlando quest'anno per impegni vari non se la sono sentita, e quindi diciamo abbiamo pensato ai barresi, perché hanno portato avanti la trasmissione solo Akragas con impegno, devo dire, certosino, puntuali, con tanti ospiti, tanti collegamenti, e quindi dico, riproponiamo anche quest'anno questo esperimento, che spero che per tutta la stagione ci vedrà come appuntamento fisso il lunedì sera. La copertina è stata veramente molto toccante, perché abbiamo vissuto questa realtà del mondo del professionismo, della Lega Pro, che personalmente mi ha particolarmente coinvolto. Io prima non seguivo l'Akragas, c'erano altri colleghi, ricordo Gaetano Ravanalce, che insomma lo seguivano, poi ho voluto anch'io cimentarmi con la Lega Pro e seguirlo con costanza e impegno, tra quando c'era caldo, nelle giornate afose, in quelle fredde, ed è stato diciamo una bella esperienza, un'esperienza che poi diciamo si è conclusa nel peggiore dei modi, con una fine diciamo un po' personalmente devo dire ingloriosa, perché forse si poteva fare di più. Comunque bisogna sempre ringraziare. Perché è finita, Mauro? È finita male, non lo so, per tantissimi motivi che poi magari avremo modo di analizzare. Tu avevi scaletta l'invito all'amministratore, che per vari motivi Silvio Lessi non è potuto venire, speriamo di averlo in un'altra trasmissione. Devo dare atto a Giovanni Amico, che con molta serietà e con molto impegno, con molta testardaggine ha voluto portare avanti quest'anno di nuovo l'Akragas, che ora si chiama Olimpica Akragas, nel mondo del calcio, nell'Olimpica, nella promozione, ha investito anche dei soldi suoi. Finalmente ieri è stato per me, devo dire, emozionante tornare all'Esseneto dopo diversi mesi, credo 8 mesi se non ricordo male, perché vorrei ricordarlo. Dopo la pausa di Siracusa, ecco, sì. Perché non essendo nella Lega Professionisti bisogna avere l'impianto di illuminazione. L'impianto di illuminazione, per ovvi motivi che non staremo qui a dire perché lo sappiamo, non è stato fatto, e per cui ritornare all'Esseneto devo dire che è stato emozionante. E vorrei anche ringraziare gli spettatori, che sono stati circa 400, diciamo lo zoccolo duro, che hanno testimoniato con la loro presenza che l'Akragas può continuare a farcela, può continuare a giocare all'Esseneto, alla terza vittoria consecutiva, quindi questo fa ben sperare. Ho conosciuto personalmente, non lo conoscevo, Giovanni Falsone, un bravo allenatore, ecco, che ieri ci ha dichiarato che sogna anche lui di lo vedremo infatti eccellenza. Insomma, poco, brevemente sì. devo dire che è stata una bella partita, a tratti un po' noiosa, a tratti altalenante, però è chiaro, tutti insomma siamo in promozione, quindi come tale, però alla fine abbiamo vinto, questo è quello che conta. In questa categoria contano i risultati, appunto, sì. Magari il bel gioco sì. Arriverà, però quello che conta sono i risultati. Io volevo solo l'opinione di Mauro, tornando appunto un piccolo passino sulla copertina, perché secondo te è finito il progetto Akragas in Lega Pro? Beh, innanzitutto sarebbe stato anomalo se accadeva il contrario, nel senso che la storia parla chiaro, da Agrigento il professionismo non dura più di 2 o 3 anni purtroppo, questo perché la città comunque non è grande, perché comunque la città ha una sua difficoltà economica, e quindi è chiaro che fare calcio ad Agrigento è molto più difficile che in altre realtà. Anche a livello logistico, insomma, pensiamo per esempio al fatto che magari Trapani ha un aeroporto, quindi possono i giocatori e la squadra possono affrontare meglio le trasferte. Io mi ricordo che davvero con i giocatori dell'Akragas era sempre, ricordo che loro erano
molto stanchi anche delle trasferte. Era un campionato molto sudato, però forse questo dava maggior grinta. Poi sul perché questo tipo di progetto è fallito si possono dire tante cose, si possono attribuire tante colpe, così come si può anche discolpare qualcuno, ma di sicuro non ha funzionato, secondo me, a grandi linee la progettualità, nel senso che anno dopo anno si è cercato di trovare somme, di trovare fondi, senza andare forse a pianificare a lungo termine. Nel calcio sappiamo che a premiare sono soltanto progetti a lungo termine. Quindi questo è mancato perché per tanti motivi, sia perché non c'erano magari le somme economiche necessarie, sia perché a un certo punto all'interno della società passata sono nati degli scontri interni per il quale l'azionista di maggioranza poi ha preferito andarsene e così via. La questione sono sempre i soldi comunque, è inutile girarci attorno, perché se tu trovi un imprenditore con i soldi puoi fare pure la Serie A. Poi volevo dire la mancanza anche dello sponsor Enel, diamo atto al ministro Alfano quando fu che riuscì a portare l'Enel ad Agrigento per la sponsorizzazione grossa. Credo che non avremmo potuto fare la Serie D. E quindi chiaramente la mancanza del rinnovo del contratto dell'Enel è stato secondo me anche determinante perché il sogno, la lampadina si spegnesse. Tutta diciamo, una serie di storie che non hanno poi portato alla riconferma del nostro calcio a grandi livelli. A proposito di lampadine, anche l'impianto di illuminazione, questa è un'eterna incompiuta dell'Esseneto, purtroppo. Speriamo di averlo il sindaco anche e l'assessore appunto di riferimento. Ma c'è un progetto, no? C'è il progetto, però si aspetta il finanziamento statale. Sì. Ormai, diciamo, io credo che pensiamo al futuro. Certo, partendo dalla promozione abbiamo il tempo un po', se tutto va bene, di pianificare stavolta sì a lungo termine. Peccato aver perso la Serie D. È un peccato sì, anche perché quest'anno c'era il Bari. Io l'altro giorno ho visto Bari San Cataldese, dico, potevamo essere a San Nicola, sarebbe stata una trasferta molto bella, poteva essere un qualcosa di storico. A proposito, per l'Acragas. a proposito dei politici, diamo atto proprio a Giovanni Amico, assessore al bilancio del Comune di Agrigento, perché lui proprio di tasca sua ha iscritto l'Acragas nel campionato di promozione, sta credendo in questo progetto e alla continua ricerca di imprenditori che potrebbero appunto andare al timone dell'Acragas. Vorrei fare un appunto, ieri io l'ho scritto anche nel servizio, mi è piaciuto perché Giovanni ieri era all'ingresso della tribuna ad accogliere tutti i tifosi, a salutarli. Cioè, personalmente la cosa mi ha molto fatto piacere. E vediamo proprio l'intervista subito dopo la partita di ieri, Acragas Vallelunga. Mamma mia, mi sarebbe piaciuto dire Acragas Lecce, Acragas, ma purtroppo non è più possibile. Acragas Vallelunga, Giovanni Amico. Il campionato sarà durissimo perché noi siamo partiti in ritardo e questo ovviamente ci porta ad avere delle maggiori difficoltà soprattutto nella seconda parte della gara, però insomma i ragazzi stanno facendo il possibile per recuperare il ritardo. Il risultato è importante perché noi partivamo con un punto di penalizzazione e quindi dopo 3 gare, dopo 3 vittorie siamo ancora lì dietro le prime. Però il nostro obiettivo, ovviamente l'obiettivo più importante è quello di costruire una società che faccia ripartire un ciclo. In promozione faremo la nostra bella figura e a dicembre vedremo come e se possiamo darci obiettivi più importanti. La costruzione di una società procede, siamo in una fase in cui anche chi sta valutando se entrare o meno deve necessariamente attendere che si sviluppi un altro po' questo campionato. Io sono fiducioso, ma ovviamente il tempo ci darà prova della bontà di questa idea, di questo progetto. Pronti ad entrare? No, ci sono imprenditori con i quali io ho parlato e che stanno valutando se fare o meno il passo. Questo è un passo importante perché quello che a noi serve non è un imprenditore che ci faccia fare un campionato di promozione, serve un imprenditore che faccia partire un nuovo ciclo con degli obiettivi duraturi e che sviluppi il progetto Acragas in un periodo più lungo. Sì, torniamo in studio, le parole di Giovanni Amico. Mauro Indelicato, come? Innanzitutto sentivo di sottofondo
l'inno dell'Agragas scritto per la promozione, quindi un po' di magone è venuto considerando il contesto. D'Aldo Passarella. Quella è stata davvero una bella estate, perché si aspettava il ritorno del grande calcio d'Agrigento. Sembra davvero passato un secolo, sono appena 3 anni, insomma, speriamo a breve di poter rivivere quelle emozioni. Per quanto riguarda Amico, si sta impegnando, diciamo, concordo con una sua frase, cioè non si cerca un imprenditore per la promozione, per restare in promozione, ma per ambire a progetti più duraturi. Come ho detto prima, fare calcio d'Agrigento è molto più difficile che altrove, quindi non è un'impresa facile, ma speriamo bene. Scusami se ti interrompo, vorrei dire una cosa, direttore. Sì. No, prego, perché abbiamo in collegamento, torniamo proprio alla Serie C, dato che stiamo proprio parlando di quell'Akragas. Gianluca Virgillito, direttore del quotidiano sportivo online masport.it. Ciao Gianluca. È caduta la linea, dunque siamo continuiamo nel commento torniamo a Giovanni. Di Giovanni Amico. Il problema è appunto che ora i risultati stanno venendo. La gente, anche se erano 400 persone, però diciamo c'era, ha dato un segnale di presenza, quindi ora bisogna costituire il nucleo centrale della società. Il direttore, cioè l'imprenditore. Gli sponsor, gli imprenditori, cioè creare una rete. Personalmente non so se sono convinto che un solo imprenditore possa diciamo, sorbaccarsi il progetto sportivo. Secondo me sarebbe bello creare una rete imprenditoriale di tanti soggetti che ad Agrigento vivono, lavorano, guadagnano, producono reddito, e ce ne sono, perché dico ci sono. Vediamo altre realtà sportive, penso per esempio al basket, penso alla pallavolo femminile, cioè sponsor che riescono a sostenere la squadra, quindi trovare una rete, formare una rete imprenditoriale che non sia un morale solo per uno, e quindi tanti imprenditori che si impegnano secondo la propria capacità contributiva a sostenere la squadra. Abbiamo Gianluca Virgillito. Gianluca, buonasera e benvenuto. Benvenuto, sono Salvatore Barresi, studio il direttore Arturo Cantella e Mauro Indelicato di infoagrigento.it. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito. Ti abbiamo chiamato per avere informazioni circa il mancato ripescaggio del Catania. È notizia proprio di oggi che c'è stato l'ennesimo no. Sì, diciamo che oggi è stata scritta un'altra pagina molto triste per il nostro calcio, poi indipendentemente dal fatto che il Catania sia stato più o meno ripescato, diciamo che ciò che ha fatto rumore, ciò che è dispiaciuto a tutti gli appassionati del calcio, dello sport, dover assistere ad un'estate di questo genere, un'estate che è stata segnata da un ping pong clamoroso tra le varie fazioni della giustizia sportiva, Tribunale Federale Nazionale, CONI, TAR e quant'altro. Diciamo che probabilmente oggi è stata messa la parola fine a tutto con questo rigetto da parte del Tribunale Federale Nazionale per inammissibilità dei ricorsi, e se ci pensate, dopo 2 mesi di querel fa davvero sorridere il fatto che si decida di non decidere di che cosa abbiamo parlato in questi ultimi 2 mesi, di aria fritta probabilmente. Quindi sotto questo punto di vista, diciamo, l'Italia sportiva calcistica ha dimostrato di essere molto indietro, ha dimostrato che sicuramente c'è qualcosa che non va. Nelle ultime settimane si è parlato anche della possibilità che il governo centrale possa entrare nella vicenda, diciamo, a gamba tesa, tra virgolette, anche se obiettivamente mi sembra difficile, visto che comunque un punto proprio oggi in qualche maniera è stato messo, quindi poi come l'anno scorso nel caso della Vibonese, che tutti ricorderete, con la squadra che doveva essere ripescata in Serie C e poi è rimasta in Serie D, probabilmente finirà tutto nel dimenticatoio anche questa volta. Diciamo che il Catania ci ha messo i mezzi per ottenere questo ripescaggio, perché lo riteneva un atto dovuto, avendo anche pagato le fideiussioni, quant'altro, insieme ad altre società ovviamente nel novero di questa possibilità. Invece alla fine si è assistito, diciamo, a tutto questo con tra l'altro anche la prima giornata, che non è la prima, ma è la prima per il Catania, per il Novara, per il Siena, per la Pro Vercelli. Si è giocato, e in quel momento probabilmente era già stata scritta la parola fine, quindi penso che anche per piazze che non hanno assistito da vicino a questa vicenda si sia consumata, diciamo, una calciopoli bis, nel momento in cui abbiamo capito che
c'è davvero qualcosa sotto che non va, alla fine ha vinto la Lega che ha voluto queste Dunque, 19 sì, squadre. Gianluca, scusami se ti interrompo, quarto anno di Lega Pro per il Catania consecutivo, quest'anno però ci sono serie possibilità di raggiungere il traguardo finalmente, oppure la squadra secondo te non è all'altezza di altre formazioni? Ma allora, sulla carta l'organico è di sicuro valore, secondo me è di gran lunga il più forte, poi ovviamente ci sono delle squadre come il Trapani, abbiamo visto anche l'inizio, e soprattutto la Juve Stabia che secondo me è molto ben attrezzata, poi vabbè la Casertana, il Catanzaro di Auteri, ci sono sicuramente le squadre, diciamo che a Catania ci interroghiamo molto sui possibili strascichi di questa vicenda giudiziaria, il fatto che il Catania comunque abbia cominciato dopo porterà la squadra a dover recuperare diverse partite nell'arco di poche settimane. Quindi magari ciò che ci preoccupa è la situazione, però a livello tecnico è una squadra molto ben preparata, con un allenatore come Sottil che è reduce da 4 promozioni tra Serie D e Serie C, quindi mi sembra il profilo adatto. Di sicuro c'è grande convinzione nei propri mezzi, l'inizio è stato positivo a Rende, nonostante diciamo, il gioco abbia un po' latitato, però mi insegnate che quando una squadra riesce a vincere anche quando non gioca bene già è una prova di maturità, quindi questo Catania di sicuro lotterà per vincere, lo Monaco l'ha detto, l'obiettivo è quello di andarla a vincere questo girone C di Serie C, c'è poco da fare. Va bene Gianluca, grazie, ci risentiamo prestissimo. Grazie mille, una buona Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, dunque io direi di salutare il calcio, dunque il campionato di promozione con la classifica e i risultati che vediamo velocemente a video. Vediamo la grafica che parte con appunto i risultati, che come vedete la vittoria dell'Acragas, il Monreale che si dice sia la squadra più forte probabilmente del torneo, il Salemi che ha battuto 6-0 le Balestrate, e il Salemi sarà proprio la squadra che affronteremo la prossima domenica sì, fuori casa. Vediamo la classifica della quarta giornata, dovrebbe scorrere, ecco qua, proprio con il Misilmeri e l'Ercara in vetta, e appunto il Salemi, ecco, sarà proprio un test importante, come vedi Mauro a 9 punti, l'Acragas un punto di penalizzazione, segue a 8 punti l'Olimpica Acragas, ecco, speriamo di portare a casa un bel risultato. Vorrei sottolineare la prima vittoria del Gattopardo che ieri ha vinto, quindi i primi 3 punti, diciamo, anche il Camarat ha già 3 punti, sì. Che era insomma ancora a 0, quindi sì, il Camarat mi pare che abbia pure 3 punti, dunque un buon risultato anche per il Camarat. Il Racalmuto ha avuto una batosta con 4 reti prese, quindi diciamo è stata abbastanza pesante la sconfitta della Libertas 2010. Va bene. Ricordiamo che allora un attimo volevo fare un commento, se tu hai finito con la classifica. Sì. Volevo fare un commento di quello che è successo nel calcio siciliano a livello nazionale, cioè è stata vergognosa, è stata la pagina più brutta di come si è gestito il caso Catania e il caso Palermo. Ricordiamo, cioè il caso Palermo, cioè con il Chievo Verona, il mancato ripescaggio, il Chievo Verona che per le federazioni, il Parma per il calcio scommesse, il Parma, cioè anche lì praticamente il Frosinone non è stato penalizzato per quello che è accaduto. Cioè una situazione vergognosa, cioè i verti, come si fa che prima un tribunale dà l'ok per la B del Catania e poi tutti gli altri appresso, ma poi diciamo che si rimangiano la sentenza. Quello che è molto strano è che se c'è un campionato a 22 squadre, 3 squadre non si iscrivono, è chiaro che 3 squadre vengono ripescate, invece si è deciso improvvisamente di interrompere i ripescaggi e dare una serie anche la vicenda Palermo, cioè la vicenda Palermo è veramente la fotografia di una dirigenza nazionale che dovrebbe andare a casa, cioè il governo nazionale, il ministro dello sport, chi ha la delega, tutti, insomma, chi sono i competenti del governo, cioè di dire è una cosa vergognosa, dovrebbe riformare abbiamo assistito a uno scaricabarile di competenze, di situazioni, di scelte. Quest'estate in particolare di calcio il Palermo, c'è roba che non è degna dell'Italia. Infatti dico, a livello di calcio nazionale quest'estate ci siamo un po' distratti per l'acquisto di Ronaldo che ha riportato euforia in Serie A, però la gestione
sportiva, la gestione appunto giudiziaria, come diceva Arturo, è stata penosa, perché a Frosinone palloni buttati in campo, invasioni di campo, delle decisioni discutibili, senza fischio, eppure il Palermo è rimasto in Serie B. Poi il Parma, solitamente, non che uno voglia augurare alle altre squadre di retrocedere, però nei casi precedenti, quando ci sono situazioni come quelle del Parma e del Chievo, di solito c'era la penalizzazione doveva essere con i punti del campionato di Serie B. Per fare un po', parliamo di sport. Parliamo adesso. Parlare di queste due realtà siciliane mi sembra anche siamo stati come Sicilia molto penalizzati, assolutamente. Come sempre. Andiamo spostiamoci. avanti, Salvatore. Sì, spot, poi torniamo in studio con la pallavolo. Cellulopoli, la città della telefonia mobile. Punto vendita di Agrigento. Telefonia elettronica, informatica, assistenza. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, periferiche ed accessori per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo. Cellulopoli effettua riparazioni di computer e rigenera vetri di smartphone in modo professionale con gel UV. Centro assistenza Apple, ripara il tuo iPhone in un'ora. Cellulopoli ha anche punto vendita Fastweb, Wind, Infostrada, Tiscali e da oggi anche Lincoln. E se ti abboni a Lincoln potrai vedere tutte le partite della Lega Pro e dell'Acragas Calcio, gratis per tutta la stagione. Vieni a trovarci in via Dante 2-4 ad Agrigento. Telefono e fax 0922 40 17 18. www.cellulopoliagrigento.com. Duriamo 10 minuti in più. Sì, rieccoci in studio. Dovrebbe esserci adesso qualcosa che riguardava la SEA Paragona, non il servizio della ragazza, ma io vorrei fare un piccolo passo indietro prima di parlare di pallavolo, per l'intervista al tecnico dell'Acragas, Giovanni Falsone, nel post Acragas Vallelunga. La partita è stata sofferta tutte, perché il campo, con questo campo specialmente, deve essere allenato. Il campo, a parte che è molto grande rispetto agli altri, e poi nella situazione di come triplichi le forze, perché per bloccare il pallone ci vogliono 2 o 3 tocchi. Però diciamo, ma noi siamo coscienti, lo sappiamo, è inutile che ci prendiamo in giro, non possiamo offrire per ora un grande calcio, però per ora giochiamo per la maglia, per la città, per l'attaccamento che abbiamo. A noi interessano per ora i 3 punti, riconquistare il pubblico, e oggi io li devo ringraziare perché per me sono stati tantissimi, magari in uno stadio di questo non si vedono, ma c'erano sicuramente 500 persone che fanno ben sperare per il proseguo. È normale che dopo la delusione tocca ora a noi, però credo che chi ci sta mettendo la faccia in questa città, i dirigenti, i giocatori e tutti quelli che ci sono vicino, anche voi come stampa, dobbiamo noi ringraziare a voi e un plauso alla gente a voi, perché siamo in promozione, però per noi è come se di come siamo qua sembriamo dei professionisti.
in studio, appunto dopo lo spot della campagna abbonamenti della SEAP Pallavolo Aragona. Il 13 ottobre inizierà il campionato di Serie B2 di volley femminile, appunto, con la SEAP Aragona che giocherà al Pala Nicosia di Agrigento, non il 13, perché il 13 saremo a Castellammare di Stabia, bensì il 20 per l'esordio proprio ad Agrigento contro la Mediolanum Energia Reggio Calabria. Nino Di Giacomo ha fatto un buon lavoro quest'anno, già dall'anno scorso con la Serie C, ma già da quest'anno. Sicuramente Nino è un professionista e quando lui si ci mette riesce a portare avanti i suoi obiettivi. Tra l'altro l'ho sentito poco fa, mi ha anticipato che sabato ci sarà la presentazione ufficiale della squadra presso il Consiglio Comunale ad Aragona, per cui sicuramente anche quest'anno ha fatto diversi acquisti abbastanza importanti e sono sicuro che raggiungerà l'obiettivo che vuole arrivare anche a vincere questo anno, per cui noi saremo vicini a tutta la squadra, come saremo vicini anche alla Fortitudo, saremo vicini a tutte quelle realtà sportive che meritano sicuramente di avere i fari accesi, un incoraggiamento anche da parte di tutto lo staff di TVA. Inviteremo degli ospiti di settimana in settimana, per cui quello che è il nostro lavoro cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Conosciamo subito le ragazze della Pallavolo Aragona. Settimanalmente appunto ci sarà il personaggio della settimana, non solo le ragazze della pallavolo ma anche di altri sport. Questa settimana Martina Baruffi, la palleggiatrice, la nuova palleggiatrice della Pallavolo Aragona, l'abbiamo incontrata a San Leone, vediamo l'intervista, poi torniamo in studio. I'm a chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Mi trovo bene, questo primo mese è passato molto velocemente, anche se il lavoro è stato tanto. Però Agrigento è una cittadina molto carina, e c'è mare, c'è la Valle dei Templi, quindi è un mix di benessere e cultura, facciamo così. Però di Agrigento l'unica pecca negativa è la spazzatura, quella che ovunque si va, anche se la strada ha un panorama pazzesco, c'è immondizia ovunque. La cosa positiva è che qua ci si sente a casa, qua sono tutti di buon cuore, diciamo così. Allora, gli obiettivi quest'anno sono ben precisi e diciamo che siamo tutte qua per raggiungere questo obiettivo che è importante e ovviamente dal punto di vista di squadra faremo il massimo per remare tutte nella stessa direzione. Poi dal punto di vista personale io una promozione già l'ho fatta e sono delle gran belle sensazioni, quindi speriamo che vada tutto come deve andare. Allora, io vengo da Baronissi, una serie 2, però è da parecchi anni che milito in B1, quindi al girone del nord. Questo è il mio primo anno nel girone del sud in Serie B e ho giocato a Isernia, poi ho giocato a Trento, ho giocato a Genova, Pordenone, Asti, quindi ho girato un po'. Forse il rammarico più grande è stata una finale nazionale Under 16 giocata a Napoli contro la Foppa Pedretti Bergamo, dove noi eravamo una squadra che non ci davano una lira e invece siamo arrivati a fare la finale contro una squadra molto rinomata e perdemmo perché erano nettamente più forti, però non abbiamo dato tutto, quindi un po' di rammarico c'è anche a distanza di anni. Forse la promozione dalla B1 alla 2 a Porcia Pordenone, quella è stata una gran bella soddisfazione perché eravamo una bella squadra, abbiamo
fatto tanti sacrifici, però alla fine ne valsa la pena e la promozione è la promozione, quindi sì. I tatuaggi sono ormai una dipendenza, diciamo così. Feci il primo a 16 anni per una mia cara amica e da là è stato un continuo, cioè non riesco più a fermarmi. Tutti hanno un significato, quindi nessuno è stato fatto così solo per farlo. No, nessun pentimento, zero, anzi sono orgogliosa di tutti quelli che ho fatto. Anche se papà non ne sa tutti, però vabbè, e per me la mia famiglia è tutto, quindi sono uno spirito libero, però sempre ricordando da dove vengo, diciamo così. Allora, io vengo da Perugia, quindi la cioccolata, diciamo così. No, scherzo, non sono una gran fan di dolci, però che mi manca? Mi mancano la mia famiglia, mamma, papà, mio fratello, i miei cani, perché i miei cani sono la mia vita. Mi manca uscire il sabato sera in centro, farmi la mia passeggiatina, salutare i miei amici. Però diciamo che io ormai sono abituata a vivere, sono una cittadina del mondo, quindi ormai so quali sono le mie radici, però ringrazio i miei che mi hanno sempre lasciata libera di esplorare il mondo. Tutti dicono del Mal d'Africa, però anche il mare d'Australia, insomma, là sono stati 4 mesi di esperienze bellissime. Non riesco a trovare un lato negativo, solo il fatto che sia lontana, che ci vuole 24 ore di viaggio per arrivarci, però è stata una rinascita. Io là ho trovato una nuova Martina, diciamo. Se non fosse stato per Aragona io sarei rimasta in Australia, quindi... Mi contattò il presidente a forse prima, fine giugno, e mi propose questo progetto molto allettante, però ero un po' restia perché comunque io mi stavo trovando da Dio giù, quindi ci ho pensato un attimo, poi è stato molto persuasivo, quindi alla fine ho detto vabbè, pensiamoci un attimo. E di questi tempi trovare società serie con dei buoni progetti è difficile. E quindi ho detto va bene, torno e facciamo quello che si deve fare. Ok, tornati in studio dopo il servizio dedicato a Martina Baruffi. Mauro, si ritorna al Palanicosia. Sì, infatti notavo questo e a me fa molto piacere perché Palanicosia è un'altra struttura, come dire, storica, di riferimento per l'Agrigento sportiva, tante iniziative lì svolte, tanti campionati sia di basket ma soprattutto proprio di pallavolo. Lì ancora, io no perché ero piccolo, però mio padre, i miei zii tutti mi raccontano come ogni domenica la tradizione è andare a vedere sia il volley maschile, o le Amazzoni o le Dilcuoghi, sia il maschile appunto che il femminile, l'Opel Cespeda, perché entrambe erano in Serie A e quindi il palasport era sempre pieno. Da Bettiol a Luboganev, mostruoso, o Lucia Zeb, Irina Smirnova, anche la sorella di Buffon mi pare, anche la sorella di Buffon che veniva qua, mi dicevano, a vedere gli allenamenti proprio di sua sorella, lui 14enne praticamente, a seguire il Palanicosia è davvero una struttura storica per Agrigento, mi fa piacere che è riaperto e mi fa piacere che torna a ospitare anche la pallavolo e anche a buoni livelli, visto che comunque le ambizioni a questa nuova squadra non mancano certamente.
Passiamo al basket velocemente. La Fortitudo Moncada agguanta il terzo posto al torneo di Sant'Ambrogio giocato a Trapani proprio contro la Pallacanestro Trapani. Ha vinto lo scontro 64-65 con Bell in evidenza con 15 punti, Evangelisti 8 punti, Zilli 11 punti. Abbiamo un'intervista a Franco Ciani subito dopo l'incontro tra Fortitudo Moncada e Pallacanestro Trapani, vediamola. È da poco terminata la partita tra la Pallacanestro Trapani e la Fortitudo Agrigento, gara vinta dalla Fortitudo Agrigento grazie a un canestro di Bell a 3 secondi dallo scadere. Coach, una partita in salita per Agrigento, ma brava a non mollare mai. Sì, sicuramente questo è l'aspetto più rilevante secondo me, nel senso che l'assenza di Renzi da una parte e un po' l'assenza di Sousa, ovviamente con meno incidenza sul nostro fronte, non l'hanno resa una partita a tutti gli effetti veritiera e credibile per quelli che saranno i valori del campionato, però in questo momento anche la vittoria di un punto in una partita così tirata, trovandosi sotto di 11, è una componente sotto il profilo emotivo della mentalità, della voglia della squadra di fare, che ci dà un riscontro importante e che soprattutto dà a loro il riscontro importante che lavorando in un certo modo, difendendo soprattutto in un certo modo, poi i risultati piano piano arriveranno. La prima gara è fissata per la settimana prossima, all'inizio del campionato. È una gara che sicuramente dà motivazione perché è la prima, poi è un derby. Cosa ti aspetti in vista di questo match? Una partita sentita, un derby siciliano contro la squadra che non dobbiamo dimenticare, contro la squadra che è retrocessa dalla 1, quindi contro un passato e un pedigree importante e che potrebbe essere un futuro importante per quelli che sono i piani e le aspettative della società di Capodorlando. Quindi in questo anno di transizione in A2 noi siamo i primi a dare il benvenuto all'Orlandina in questo campionato, ma al di là di questi aspetti credo che giochiamo contro una delle squadre più in forma, in questo momento più aggressive, di più alto ritmo e mentalità dell'otto, e quindi sicuramente è un esordio non facile per noi. Grazie coach per la disponibilità e in bocca al lupo per la stagione sportiva. Eccoci tornati in studio. Direttore, io ho seguito, come ormai da diversi anni, ho seguito la presentazione della squadra che è stata fatta una settimana fa al Palla Moncada, all'esterno diciamo, del campo. È stata una bella cerimonia, una bella manifestazione, abbiamo visto i nuovi giocatori, ci sono degli innesti sicuramente interessanti. Il giorno 7 ci sarà questo incontro con l'Orlandina, che è una retrocessa della serie maggiore, quindi sarà una bella partita. So che è partita anche la campagna abbonamenti, per cui anche da parte nostra ci sarà un impegno a seguire la squadra e l'impegno anche di tanti tifosi a sostenere con l'abbonamento la squadra. Mi ha colpito il presidente Moncada, che come sempre sostiene con uno sforzo personale economico la squadra, nella dichiarazione che ha fatto che diciamo per lui è una seconda famiglia, quella della Fortitudo, per cui diciamo in bocca al lupo anche alla Fortitudo. C'è un particolare: quest'anno saliranno 3 squadre sì, questa è una novità di quest'anno, per cui io ho posto la domanda provocatoria al patron Moncada, che può essere che entrando 3 squadre ci sia la possibilità di farcela. Il coach mi ha risposto: quello che non interessa è non retrocedere, per cui perché lo scarto fra i playoff e la retrocessione è proprio minimo, per cui diciamo da un lato... Dunque obiettivi salvezza quest'anno per la Fortitudo dichiarati? Sicuramente, poi se viene di meglio, insomma, vedremo. Sicuramente sarà un campionato entusiasmante anche quest'anno per la Fortitudo. Diciamo che, se posso aggiungere una cosa, praticamente a proposito di quello che diceva Arturo, quest'anno a fine campionato ci saranno poche squadre che al termine della regular season finiranno la stagione, perché
aumentano le promozioni, quindi aumenta anche la griglia dei playoff, ma aumenta anche la griglia dei playout, quindi, quindi praticamente sarà la forbice è minima. È minima, esatto, quindi di conseguenza o si è tra i playoff o nei playout, quindi è chiaro che una squadra giovane come la Fortitudo in primo luogo ha quello di evitare la griglia playout, però poi alla fine, come dire, ogni anno il coach Ciani è riuscito sempre a sorprenderci e credo che sono 3-4 anni consecutivi ormai che la Fortitudo faccia playoff promozione, quindi quest'anno speriamo si possa ripetere tutto questo. Bene, torniamo al calcio, classifiche e risultati del campionato di eccellenza, vediamo velocemente la grafica, perché ci sono anche squadre agrigentine in questo torneo, c'è il Mazzara che ha battuto la Partinicodace 2-0, il Canicattì nel derby con il Licata ha appunto vinto per 2-0, 0-0 per la Pro Favara e poi le altre squadre appunto del Palermitano e del Trapanese. In classifica in vetta dovrebbe esserci proprio il Mazzara con 12 punti a punteggio pieno, se non erro nessun gol subito, una vera macchina da guerra quella del Mazzara ad oggi. Seguono le Agrigentine, Canicattì e Licata, via via le altre con il Pro Favara che arranca un po' a 3 punti, però siamo all'inizio del torneo. Penso sì, ancora, diciamo che il Mazzara ricorda un po' l'Acragas di Rigoli a proposito di nostalgia, quindi perché forse la squadra più attrezzata in questo momento è molto solida, non spettacolare però molto solida. Poi diciamo che le Agrigentine speriamo insomma che riescano a fare un buon campionato. Il Canicattì ha fatto un bel colpo contro il Licata, sono le due squadre agrigentine che andranno più avanti, poi Pro Favara un po' dovrà in qualche modo arrancare. Proprio Canicattì Licata c'è un servizio che ha realizzato Tonino Butera, lo vediamo poi torniamo in studio. Finisce per 2-0 la partita tra il Canicattì e il Licata, la squadra allenata da Nicola Terranova raggiunge così 2 obiettivi, vincere il derby con il Licata e arrivare al secondo posto in classifica, una sfida particolarmente interessante e accesa con 7 giocatori ammoniti, 3 espulsi e 2 in infermeria, circa 800 gli spettatori che hanno assistito alla partita con nessun tifoso ospite per via del divieto imposto dalla prefettura. Le reti sono stati segnati per il Licata da Polito e da Caronia su calcio di rigore. Alla fine di Canicattì Licata finita 2-0 siamo col mister Nicola Terranova. Mister, una partita durissima con 3 espulsi, poi l'avete fatta vostra nel secondo tempo. Sì, una partita dura, agonisticamente valida, forse un po' troppo. Il primo tempo abbiamo sofferto il fatto che non riuscivamo con i quinti a rimanere alti per ripartire. Poi il secondo tempo, dopo l'espulsione, abbiamo un po' ridisegnato l'assetto tattico, è andato un po' meglio, abbiamo realizzato il gol del vantaggio e potevamo sicuramente chiuderla prima la partita. 9 punti, un buon bottino per questo Canicattì che ha incontrato le due squadre che sono accreditate alla vittoria finale, che sono Licata e Sant'Agata, quindi diciamo un buon bottino per la sua squadra. Sì, nonostante il calendario, diciamo che siamo rammaricati ancora per il mancato pareggio di Sant'Agata, ampiamente meritato. Però ti ripeto, la squadra ha bisogno di crescere, la squadra ancora non riesce a dare quella fluidità, ad avere quella fluidità in fase offensiva che chiedo io, il mio staff, quindi è una squadra che ha bisogno di lavorare, di crescere. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché questa partita ci deve fare capire che ce la possiamo giocare con le squadre più forti del campionato, però è chiaro che una partita non fa testo, dobbiamo rimanere sul pezzo, dobbiamo migliorare quello che c'è e tutti gli errori che facciamo, perché ne facciamo tanti. Da non certo bella, è una partita dura, alla fine hai sbloccato nel secondo tempo con una punizione. Sì, sono contento di aver fatto gol, però il merito va a tutta la squadra perché è dal 23 luglio che siamo qui, ci alleniamo, ci impegniamo, facciamo sacrifici, quindi questa vittoria ce la prendiamo diciamo il gruppo. Ecco. Non sei nuovo a queste proteste, su punizione cosa hai visto? Il portiere mal piazzato oppure volevi tirare su questo lato proprio? Ho visto diciamo un'ampia barriera e ho fatto la mia scelta. Eccoci tornati in studio,
Volevo ringraziare Questo, intanto sì. il collega Butera che Butera. si spende sempre tantissimo per effettuare questi servizi curati personalmente, per cui diciamo, fa parte ormai collaboratore storico di TVA e anche di A Tutto Campo, e speriamo di averlo ospite, sicuramente lo avrai ospite in una prossima trasmissione. Ecco, il Canicattì devo dire che ha avuto 800 spettatori, e da premettere che erano fatto divieto per motivi di ordine pubblico da parte della prefettura gli ospiti, diciamo i tifosi ospiti, per cui diciamo, questo fa onore al Canicattì, perché insomma avere 800 persone tutte di Canicattì, poi il Canicattì diciamo, con questa vittoria raggiunge il secondo posto, ha realizzato 2 reti, insomma è stata sicuramente una bella partita, ed sia Canicattì che Licata sono in ogni caso 2 squadre che blasonate, che se la giocheranno anche per cercare di raggiungere obiettivi importanti, che noi seguiremo. La cosa che mi ha colpito è però l'assenza di erba in un campo come quello di Canicattì, ne parlavamo proprio durante il servizio con Mauro Indelicato. C'è una cosa, potrei definire indecente, perché è una città importante come Canicattì, con una squadra anche una storia importante. Negli anni 80 è stato 2 anni in Serie C2, insomma, quindi è una storia importante, una città importante con oltre 30.000 abitanti, quindi avere un campo del genere, che lo trovi a Monreale o lo trovi diciamo in campi sicuramente minori, non è bello, non è edificante per una città come Canicattì sicuramente. Anche perché ci sono paesini più piccoli che hanno il manto erboso. Esatto, poi tra l'altro a Canicattì l'entusiasmo sta riemergendo. Prima il direttore diceva appunto 800 spettatori, in eccellenza, è davvero dura, anche l'Akragas faceva fatica a tempi a portare 800 persone allo stadio in eccellenza, quindi è chiaro che dopo anni di oblio il calcio a Canicattì è tornato davvero molto bene, al secondo posto in eccellenza, quindi lotta per obiettivi importanti. È chiaro che servirebbe anche una struttura più decente al blasone. Speriamo, il nostro auspicio è che l'amministrazione Ventura possa sicuramente accedere a questi finanziamenti del credito sportivo, perché ormai diciamo, sono delle realtà. Vorrei anche ricordare che, a proposito dei finanziamenti, il nuovo campo del Ravanusa fatto in erba sintetica, il futuro è quello, il finanziamento è arrivato anche per il campo di calcio dell'Aragona. Proprio giorni fa abbiamo fatto noi un servizio dove, sempre appunto tramite Tonino Butera, il nostro collega, ci ha comunicato che il credito sportivo ha finanziato il nuovo campo con l'erba, l'illuminazione, insomma questo sicuramente ci fa ben sperare, perché giocare insomma, in campi decenti è sicuramente invogliante, non è che anche per i tifosi. Anche lo stesso Esseneto, dico, non è ieri l'Esseneto, diciamo, Falsone proprio ecco, si lamentava perché le buche, insomma, pieno di buche. È chiaro che quando c'è un fondo sconnesso i giocatori fanno più fatica a giocare, no? Perché cadono, insomma la palla rimbalza male. È una struttura, dico, poi alla fine l'Esseneto è stato abbandonato per un anno. È stato abbandonato per un anno. Anzi, è un miracolo che ieri è arrivata proprio poche ore prima, la sera prima del sabato, è arrivata l'autorizzazione per poterlo rendere, diciamo, di nuovo agibile. Ecco, lì vediamo il rigore. Devo fare un plauso, insomma, alla squadra, al capitano Castaldo, a Sant'Angelo, insomma è stata una bella partita comunque. Speriamo di ripartire e andare ripartiremo avanti. Sicuramente ripartiremo. Anzi, avremo, spero, il sindaco nelle prossime puntate, anche per chiarire certi aspetti che riguardano manto erboso, illuminazione soprattutto. Dalla copertina appunto abbiamo accennato al mai, come lo possiamo definire, ma il problema dell'illuminazione. Un tormentone. Un tormentone. Io sono sicuro, dai, che arriveranno i finanziamenti, il Comune si sta muovendo, anche grazie, ricordiamo il progetto che l'ingegnere Franco Vitellaro ha presentato alla stampa, per cui sono sicuro che anche questo sarà un obiettivo che l'amministrazione Firetto raggiungerà tranquillamente. Ce l'auguriamo tutti. Io, se tu sei d'accordo, direttore, chiuderei la puntata con però non prima di annunciare così presto. Sì, è finita, è già perché passata un'oretta. Ormai eravamo talmente l'orologio appunto testimonia. Parliamo dell'Empedoclina. No, c'è il servizio, appunto, ti dicevo in chiusura dell'Empedoclina.
proprio per questo dico, lo lanciamo e poi passiamo appunto con gli spot e la sigla finale, ecco, a meno che tu voglia tornare in studio, per onore di cronaca, ci congedi altri 10 per minuti. onore di cronaca volevo dire che l'Empedoclina ieri ha vinto per 3-1 con il Ravanusa nell'appuntamento della Coppa Sicilia di prima categoria. Ecco, questo è giusto per informazione ai tanti che magari non lo sanno, non l'hanno potuto sapere. Vabbè, adesso vediamo tra l'altro il servizio con la lunga intervista ai 3 esponenti dell'Empedoclina. Io colgo l'occasione proprio per salutare tutti i telespettatori e ritorniamo in studio però. Ah, ritorniamo in studio, perdono. Ritorniamo in studio, dunque ci danno ancora del tempo. Studio, facciamo l'ultimo giro finale. Ci danno del tempo, va bene. Parliamo della squadra di calcio dell'Empedoclina, ne parliamo con 3 validi esponenti: Silvio Laporta nella qualità di direttore generale, Fabio Speranza direttore sportivo e Gerry Donato che è un calciatore. Allora, Silvio Laporta, parliamo un po' di questa Empedoclina quest'anno, che tipo di obiettivi avete? Obiettivi ambiziosi, quest'anno stiamo ripartendo alla grande, c'è un grande organico, merito non perché ce l'ho qui accanto del nostro direttore sportivo, con giocatori d'esperienza che vengono però anche uniti a giocatori giovani che rappresenteranno per noi il futuro, perché vogliamo puntare a un progetto ambizioso che duri nel tempo. Quindi le premesse sono... Abbiamo delle speranze, più che delle speranze, di fare un ottimo campionato, sicuramente un campionato di vertice, e speriamo di finalmente poter dare qualche bella soddisfazione al pubblico empedoclino che è abituato a palcoscenici molto più ambiziosi. Direttore sportivo, allora parliamo un po' di questa squadra, come è formata, se ce la descrivi un po'. La squadra è formata, come diceva poco fa Silvio, da un mix di esperienza, ci sono 4-5 elementi, di cui uno è qui accanto a me che è Gerry, di esperienza. Poco fa analizzavamo un po' la distinta di ieri, la stragrande maggioranza dei ragazzi sono tutti nati dal 90 in poi, quindi sono tutti ragazzi dai 22, 23, 25 anni, 18 anni, quindi c'è un progetto, abbiamo creato un organico per i prossimi 3, 4, 5 anni, quindi c'è un progetto veramente a medio-lungo termine. Abbiamo chiaramente l'obiettivo di puntare a salto di categoria, infatti stiamo facendo anche la Coppa. Ieri abbiamo vinto la prima gara di andata contro il Ravanusa per 3-1 e puntiamo anche alla Coppa per il salto di categoria, quindi siamo nelle condizioni di poter fare appunto un progetto importante. Parliamo ora con il giocatore, con Gerry Donato. Ecco, parliamo un po' anche della partita di ieri che avete vinto. Sì, ieri abbiamo fatto l'esordio stagionale in Coppa, è stato, devo dire, una buona prestazione da parte della squadra dopo circa un mese di preparazione. Si è visto un po' il lavoro che ha svolto in questi giorni il nostro tecnico e naturalmente ancora c'è da lavorare molto, specialmente dal punto di vista sia atletico che tattico. Speriamo insomma che domenica facciamo l'esordio in campionato e riusciamo a colmare insomma quello che c'è da portare a termine con il lavoro del nostro mister e di fare un buon esordio in casa. Tra l'altro, come hanno anticipato qua gli appartenenti alla società, puntiamo a fare un campionato di vertice e i presupposti ci sono tutti, poi si sa il calcio non è una scienza esatta, quindi sicuramente da parte nostra dei giocatori il lavoro e l'impegno non sta venendo meno. E speriamo che alla fine riusciamo a raggiungere questo obiettivo e che possiamo insomma dire la nostra da protagonista in questo campionato. Bene, ritorniamo a Silvio Laporta, direttore generale. Voi avete avuto anche un sostegno da parte del vostro comune? Sì, il comune si è impegnato per quanto riguarda l'iscrizione, c'è stato un contributo da parte della giunta, cioè hanno devoluto parte delle indennità che avevano messo da parte per determinati capitoli di spese per l'iscrizione all'Empedoclina. Quindi la volontà dell'amministrazione è quella di supportare questo progetto. Quanto costa un campionato? Ma all'incirca per fare un campionato di vertice fra i 35 e i 40 mila euro servono sicuramente. Ci sono sponsor privati in questo momento di difficoltà, ecco, pensate di racimolare qualcosa anche fra gli sponsor?
Dobbiamo assolutamente, ci mettiamo la faccia con gli amici, con le attività, piccoli commercianti, grandi commercianti, un po' tutti hanno capito che siamo gente volenterosa, che vogliamo soltanto fare qualcosa per la città di Porto Empedocle che ne ha veramente bisogno. Ecco, a livello calcistico pensate di migliorare la rosa? Ecco, quali sono le difficoltà anche per portare avanti la squadra da un punto di vista sportivo? Ma ad oggi la rosa ritengo che sia adeguatamente qualificata per gli obiettivi che ci siamo prefissati. È chiaro che abbiamo ragazzi che vengono da comuni limitrofi, vedi Aragona, vedi Agrigento, c'è un ragazzo che viene da Palermo, c'è un ragazzo che viene da Cattolica Raghela, quindi questi ragazzi, come diceva giustamente Silvio, dobbiamo sostenere le spese, perché sono ragazzi che a volte lasciano stare anche il lavoro, quindi è giusto sostenere le spese. Noi abbiamo fatto un organico dirigenziale composto da circa una ventina di persone, questa è la novità pure che stiamo portando avanti e che vogliamo anche consigliare ai comuni limitrofi, perché coinvolgere quanta più gente possibile in un progetto del genere fa sì che possiamo unire piccole forze e farle diventare un'unica grande forza. Quindi 20 dirigenti che mettiamo mani al portafoglio e che sosteniamo questa società è importante, tutto nasce voglio fortemente ribadirlo dalla prematura scomparsa del nostro capitano, che ci ha riuniti in maniera forte per portare avanti il nome dell'Empedoclino e il nome di Marco, a cui ieri abbiamo pure dedicato la nuova dirigenza, che è stata ristrutturata dai compagni di squadra che si sono messi a fare questo tipo di lavoro. E noi porteremo avanti il progetto in onore di Marco, appunto crescendo sempre di più e portando avanti il nome di Porto Empedocle nel miglior modo possibile. Ecco, ora concludiamo col giocatore. La squadra ieri è andata bene, dicevamo. Che tipo di rapporto avete creato tra di voi anche per affrontare, diciamo, questo lungo campionato? No, il mister ha subito curato i rapporti personali perché lo sport alla fine è anche questo, è sociale, è divertimento, quindi si è creato un bel gruppo. Io penso che per raggiungere grossi risultati, insomma per una squadra essere ambiziosa bisogna principalmente fare gruppo, specialmente a livello dilettantistico dove insomma si fa più per passatempo che non per professione. Quindi cureremo insieme ai compagni questo aspetto e cercando appunto di accogliere, se così sarà, magari in futuro qualche nuovo elemento che la società metterà a disposizione. Eccoci tornati in studio, questa è Empedoclino, allora prima categoria. Sì, inizierà mi pare domenica, solo che iniziano a porte chiuse perché c'è sempre il problema della tribuna, per cui... Però a quanto pare mi dicevano che hanno avuto buone notizie da parte del sindaco, che a quanto pare i soldi dovrebbero mettersi a bando, la gara dovrebbe farsi quanto prima, per cui diciamo aggiustato il campo la gente potrà di nuovo andarsi a vedere le partite dell'Empedoclino. Problemi sempre di impianti, Mauro. Sì, è una costante nella nostra provincia purtroppo. C'è chi ha problemi relativi, diciamo, un po' alla categoria, come l'Akragas lo scorso anno, anzi negli anni passati, perché non è stato soltanto l'anno scorso il problema. C'è chi invece ha problemi strutturali più seri. Diciamo che qui in provincia fare sport è sempre difficile, non soltanto per il calcio. Io mi ricordo qualche anno fa la Pallamano Girgenti ha dovuto poi migrare in provincia alla ricerca di palasport per giocare a una buona categoria. Non dimentichiamo che il palasport sarà pronto a breve, si spera, dunque potrà ospitare sì, esatto. Un nuovo palasport. Sì, ha riaperto il Palanicosia e ora dovrebbe aprire anche, diciamo, quello prospiciente a Piazza Colamalfa, che era un'incompiuta degli anni 90, se non ricordo male. Le stranezze di Agrigento, da nulla a due palazzetti. Esatto, praticamente. Quindi, non ci smentiamo mai. Sì, come dire, non c'è una mezza misura, quindi... O tutto niente. O tutto niente, esatto. Quindi, però in provincia ci sono comunque sia realtà positive, ma in generale comunque... Vorrei dire che prima della partita è stata inaugurata la segreteria dedicata a Marco Ferrera, il giovane empedoclino che è scomparso quest'estate in un incidente stradale, quindi diciamo, mi sembra doveroso anche ricordarlo.
Dunque, con questo io direi di chiudere la puntata. Fammi ringraziare il locale Oceano Mare che ci ha ospitato per l'intervista di Martina Baruffi, anche se non si è visto poi la clip del tutto, e fammi fare anche gli auguri di buon compleanno a Mauro Delicato, perché poco fa ho percepito che stasera a mezzanotte. Quanti anni scatteranno, Mauro? 29. Dunque auguri da tutta la redazione. Tanti auguri anche da parte nostra e di tutto lo staff di TV. Grazie, e io chiudo semplicemente facendo gli auguri per questa annata ai fratelli Barresi. Grazie. Io ho avuto l'onore di collaborare con loro nella stagione 2012-2013 con il sito dell'Agragas. Ero inviato a bordo campo quando l'Agragas ha vinto il campionato di eccellenza, quindi rinnovo la stima e vi auguro una grande annata. Ricordiamo gli appuntamenti. Sì, domenica l'Agragas e altre squadre a Salemi, un altro impegno importante di campionato. Per la pallavolo il giorno 13 c'è l'esordio in campionato a Napoli, però, o meglio a Castellammare di Stabia, tra la Link Campus University e la SEA Paragona, e la Fortitudo Basket esordisce con l'Orlandina in casa domenica, se non sbaglio, al Palamoncata. Subito un derby siciliano per la Fortitudo. Una bella partita. Sarà una bella partita, ovviamente seguiamo tutte le squadre. L'Orlandina è retrocessa, quindi diciamo ha militato per tanti anni nella serie superiore. La serie superiore, sì, l'Orlandina è una bella storia. Allora, buona serata a tutti, appuntamento al lunedì prossimo e grazie per averci seguito. Grazie a voi, buonasera. La città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Telefonia elettronica, informatica, assistenza. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, periferiche ed accessori per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo. Cellulopoli effettua riparazioni di computer e rigenera vetri di smartphone in modo professionale con gel UV. Centro assistenza Apple, ripara il tuo iPhone in un'ora. Cellulopoli ha anche punto vendita Fastweb, Wind, Infostrada, Tiscali e da oggi anche Lincoln. E se ti abboni a Lincoln potrai vedere tutte le partite della Lega Pro e dell'Akragas Calcio, gratis per tutta la stagione. Vieni a trovarci in via Dante 2-4 ad Agrigento. Telefono e fax 0922 40 17 18. www.cellulopoliagrigento.com